Quando hai iniziato a giocare a pallavolo, quanti anni avevi? Intorno all'età di 10 anni e lì è stato proprio il momento in cui ho iniziato e non ho più smesso. Avrò avuto sui 14 anni, sì più o meno, ma prima facevo un sacco di altri sport, è capitato la pallavolo. Cosa sognavi di fare da bambina? Da piccola volevo diventare un medico e poi diciamo che iniziando con la pallavolo tutto si è trasformato e poi c'è stato anche fin da subito il sogno insomma, di arrivare in Serie A. Probabilmente la tennista professionista, poi ovviamente ho cambiato sport. Cosa significa per te sport in 2 parole? Pazienza, emozioni. Unione e condivisione. Cosa ti ha regalato il Veneto? Tantissime emozioni, sono 4 anni ormai che sono qua e diciamo che sia grazie alla pallavolo siamo riusciti ad arrivare a risultati insomma, di altissimo livello, ma anche al di fuori mi ha regalato tante esperienze in posti magnifici che porterò insomma, sempre nel mio cuore. Tantissimo prosecco. Esperienze incredibili con questa squadra e viste bellissime della regione in generale. L'emozione più grande che hai vissuto al Palaverde? È stato lo scudetto dell'anno scorso perché insomma aveva un significato speciale, era il mio primo vero trofeo dopo il mio rientro in campo dopo i 2 infortuni. Ma semplicemente vincere le partite qua con il tifo che è sempre con noi è sempre un'emozione grande.